Benvenuti, oggi è giovedì 17 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 19:36. La luna si leva a mezzanotte 16 e cala alle 8:29. Oggi si celebra San Roberto. Il nome Roberto ha origine dal germanico Roderbert. Il significato è dotato di fama brillante, splendente di gloria. Il 17 aprile si osserva la Giornata internazionale della lotta contadina, istituita in memoria della strage di El Dorado dos Carajás del 1996. Questa giornata è un promemoria che il cibo è vita, non una merce, e sottolinea l'importanza di un'agricoltura sostenibile che onori l'ambiente e i diritti dei contadini, contrastando lo sfruttamento insensato delle risorse naturali. Tanti auguri per i suoi 59 anni a Paola Perego, volto noto della televisione italiana. Iniziando come indossatrice si è affermata come conduttrice di talento, diventando celebre con Forum, dove ha preso il testimone da Rita Dalla Chiesa. La sua carriera l'ha vista passare da Rai 2 a Canale 5, conducendo programmi di successo come Buona Domenica. Attualmente è alla guida di Citofonare Rai 2 insieme a Simona Ventura. Giusy Ferreri, che oggi compie 46 anni, è una delle voci più distintive della musica italiana. La sua carriera ha preso il volo da X Factor, dove è stata notata da Simona Ventura. Con il suo timbro unico ha interpretato brani degli anni 60 e 70, guadagnandosi paragoni con Amy Winehouse. Il suo successo è stato suggellato con hit come Non ti scordar mai di me e Roma Bangkok. Quest'ultima è diventata la seconda canzone italiana a ricevere il disco di diamante e la più ascoltata su YouTube. Ha partecipato al Festival di Sanremo in 3 occasioni, lasciando sempre il segno con le sue performance. Oggi Victoria Beckham, meglio conosciuta come Posh Spice delle Spice Girls, celebra i suoi 51 anni. Nonostante sia spesso al centro dell'attenzione per la cronaca rosa e il gossip, Victoria ha saputo reinventarsi come icona della moda. La sua carriera non si limita alla musica. Victoria ha creato un impero nel mondo della moda. Sapevate che la Luna è stata aggiunta per la prima volta a una lista di siti di alto valore culturale minacciati? Il World Monuments Fund ha inserito la Luna tra i siti con rilevanza storico-culturale da preservare. Il WMF è un'organizzazione no profit che si occupa di preservare monumenti e siti architettonici importanti dal punto di vista storico-culturale e minacciati da eventi naturali o dalle attività umane. Preoccupata per l'aumento esponenziale delle missioni lunari commerciali e per la nuova corsa allo spazio, l'organizzazione ha inserito la Luna nella sua nuova lista di 25 siti minacciati, perché sul suo suolo incombono le mire di chi vuole sfruttarne le risorse minerarie o missioni che potrebbero disturbare i siti di interesse storico, tappe importanti della storia dell'esplorazione lunare. Buongiorno ai 12. Oggi Mercurio si sposta in Ariete, congiunto perfettamente allo stesso identico grado di Nettuno, quindi intelligenza e intuizione nel primo segno dello zodiaco. Cosa porterà ai segni zodiacali? Scopriamolo insieme. Ariete, Mercurio di nuovo dalla vostra parte, tra l'altro addolcito dalla grande percettività di Nettuno. Inizia quindi ora un'attenta riflessione sui sentimenti vostri e altrui. Toro, giornata oggi quanto mai interessante, visto che quel Mercurio si sposta nella vostra area dei pensieri più inconsci e profondi. Grandi intuizioni oggi per il Toro. Sentirete anche l'esigenza di fare un po' un amarcord di passaggi e di ricordi a voi cari. Gemelli, il vostro pianeta finalmente si riattiva, cambia segno, nel suo moto diretto abbraccia strettamente Nettuno, il dio dei mari e della percezione sensibile. In aspetto positivo ai vostri gradi zodiacali, Mercurio promette di nuovo una marea di emozioni e di percezioni intelligentissime che solo con voi sapete utilizzare. Cancro,
Giornata oggi molto importante, Mercurio e Nettuno si spostano in una quadratura molto importante, il che comporterà una riflessione che verterà moltissimo su tutte le scelte che avete fatto, soprattutto su quelle lavorative e su come si ripercuotono sul vostro animo, sui vostri sentimenti, sulle vostre emozioni. Leone, giornata oggi che porta una bella notizia. Mercurio entra in trigono e quindi torna una capacità di comunicazione importante, congiunta a Nettuno anche una capacità empatica e sensibilistica di cui avevate bisogno. Magari dove non arrivavate con la chiarezza e la lucidità, arriverete con un'intuizione fulminea. Vergine, vi farà piacere sapere che Mercurio ha finalmente dismesso la sua opposizione. E da adesso il vostro pianeta, Mercurio appartiene anche a voi, è abbracciato a Nettuno, quindi le percezioni emotive e sentimentali vi ricordano che sono proprio davanti a voi e che forse dovreste sciogliervi un po' e manifestare un po' di più i vostri sentimenti. Bilancia, una giornata oggi che vede l'inizio dell'opposizione di Mercurio con Nettuno. Peraltro vi sembrerà che qualcuno sia un po' confuso nei vostri confronti, che non esporrà bene le proprie ragioni, qualche parola detta un po' più misteriosa del solito, un po' più confusionaria del solito. Non per questo vi sentirete a disagio, anzi comprenderete tutta una serie di motivazioni e di intenzioni di persone intorno a voi. Non tutti si riveleranno amici. Scorpione, oggi la giornata vi fa perdere il trigono di Mercurio. Mercurio passa in Ariete e quindi questo pianeta vi verrà un po' meno. Non per questo oggi i pianeti saranno ingenerosi con voi, proprio perché vorrete assolutamente emergere da un punto di vista lavorativo in una maniera più libera e meno seguita dai binari di canoni che non vi appartengono. Siete comunque un segno molto legato alla creatività, usatela. Sagittario, bellissima notizia per voi, Mercurio è in trigono, è abbracciato a Nettuno, uno dei due vostri pianeti, rincara moltissimo la dose di sicurezza emotiva, la comunicazione, l'empatia e soprattutto lo scambio con il partner a livello comunicativo e sentimentale in maniera profonda. Capricorno, inizia la quadratura di Mercurio, anche per voi un po' di confusione che proprio non sopportate. Mercurio e Nettuno in questa quadratura vi faranno aprire gli occhi su tutta una serie di persone inattendibili sulle quali dovrete riflettere un po' prima di procedere. Acquario, Mercurio amico per voi, tra l'altro congiunta a Nettuno, e quindi la vostra fantasia alle stelle, la vostra voglia di comunicare si farà più originale e un incontro inaspettato e fortuito sarà qualcosa che vi intrigherà per molto tempo. Pesci, giornata oggi che vede il saluto di Mercurio, esce definitivamente dai vostri gradi, come ha fatto anche Nettuno, il vostro pianeta, e entrambi vi fanno notare in una maniera oggettiva quali sono i limiti di tutta una serie di comunicazioni e di persone che avete intorno. Da ora in poi sarete chiari nel gestire una serie di situazioni importanti, dichiarando anche a gran voce che non vorrete più affidare delle responsabilità a delle persone poco affidabili. Il 17 aprile 1492 Cristoforo Colombo ottiene il finanziamento. Dopo un intenso periodo di trattative durate 3 mesi, Cristoforo Colombo firma un accordo, le Capitulaciones, con la regina Isabella. La Spagna in questo modo acconsente a finanziare il viaggio verso il Nuovo Mondo per un approvvigionamento di spezie, concedendo al navigatore molti privilegi come rendite e titoli. Scemo di guerra. Espressione usata ingiustamente per descrivere chi tornava dal fronte sotto shock. Con la prima guerra migliaia di soldati furono ricoverati per disturbi mentali. Erano traumi che oggi definiremmo disturbo da stress post-traumatico. La gente prese a chiamare quei giovani uomini con questa espressione poco delicata. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Oggi vi porto sulle vette con la leggenda di Giusto Gervasutti, noto come il Fortissimo. La sua storia inizia tra le Dolomiti, ma è il massiccio del Monte Bianco a diventare il palcoscenico delle sue imprese. Gervasutti dedica 15 anni alla conquista delle Alpi occidentali. Nel 1936 affronta la parete nord-ovest dell'Elfroide. Una caduta gli frantuma una costola e alcuni denti, ma il Fortissimo non si arrende. Gervasutti era anche un uomo di lettere e nel 1945, un anno prima della sua tragica scomparsa sul Monte Bianco, pubblica la sua autobiografia, un gesto insolito per un uomo di soli 36 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. Grazie per essere stati con noi anche oggi, continuate a seguirci e a farci sapere cosa vi incuriosisce di più, anche attraverso i nostri canali social. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.